Ci sono delle zone in particolare in cui questo, immagino a Padova come in altre città, non avviene, cioè che voglio dire che questo senso di insicurezza è maggiormente percepito. Ci sono delle problematiche che esistono e che vengono maggiormente avvertite e noi dobbiamo capirlo bene per indirizzare i nostri sforzi. Si presenta così il nuovo questore di Padova, Antonio Sbordone, 59 anni, originario di Napoli, dove per molto tempo ha diretto la Digos locale per poi diventare questore a Ferrara, poi a Reggio Emilia e prima di approdare alla Città del Santo a Perugia. Si presenta nel giorno in cui il Sole 24 Ore pone Padova al vertice di una non piacevole classifica, quella delle città con più reati connessi alla droga. Problema che il questore ha intenzione di combattere duramente. Con la presenza che deve essere capillare, almeno dobbiamo sforzarci di farlo, perché ecco, dire semplicemente presenza capillare e poi non riuscire a realizzarlo non ha senso. Noi dobbiamo essere maggiormente presenti laddove è più necessario, senz'altro. E poi io sostengo che bisogna anche in qualche modo fare attività di prevenzione sulla domanda, perché tornando a quello che ho detto sul rapporto domanda e offerta, è evidente che non si può trascurare che se c'è un'offerta c'è una domanda. Il dialogo con la comunità e con le istituzioni muoverà anche la gestione sia della vita notturna sia delle manifestazioni legate al movimento No Green Pass. Degli interventi per fare in modo che appunto il divertimento non si trasformi in un disturbo e che la movida non si trasformi nella mala movida, cioè consumo di droghe, risse e quant'altro, parlo appunto in generale, non per Padova, è un obiettivo secondo me perseguibile appunto con un impegno sinergico di tutte quante le istituzioni.